C'è già con noi il terzo concorrente di oggi, che è Fabio Stinco. Farei entrare la giuria in ordine Stefano Pitino, Corrado Fiume, Raffaello Calabrese, ricordo dalla Corte Macchine per Espresso, le macchine che abbiamo qua quest'oggi per poter degustare un espresso e le macchine che sponsorizzano questi campionati, e la campionessa Chiara Bergonzi. Fabio, vuoi raggiungermi un attimo al centro? Sì. Vediamo di attivare. È già in funzione? Già attivato, sì. Perfetto. Fabio, chi sei? Da dove vieni? Mi chiamo Fabio Stinco, vengo dalla provincia di Trapani e da Campobello di Mazara per l'esattezza. Trapani? Sì. A qualche ora di distanza? Più facile raggiungerci da Milano che... È più veloce da Milano, dici? Sì. Sì, facciamo. Io ho impiegato 1 ora e 35 minuti. E Io tu? solo 4 ore. 4 ore, va E bene, dai. 20 minuti. Va bene, va bene. Non più ciò. È la tua prima competizione questa? È la mia seconda. È la tua seconda. Siamo stati qua l'anno scorso. Come ti eri classificato lo scorso anno? L'anno scorso sesto... Va bene. Vari Quest'anno punti, ti auguro di sesto fare sicuramente meglio, quindi un balzo in avanti. Anche tu giochi in casa, sei siciliano, quindi so che quello che mi porta è la passione. So che per il barista siciliano, per il miglior barista, ci sarà poi alla fine di questa giornata, alla conclusione, un premio speciale per il miglior barista siciliano, se non sbaglio. Quindi ti pregherei di accomodarti, ti ringrazio, ti faccio il mio più grande in bocca al lupo. Grazie. Accomodati pure nella tua postazione, vedo che hai tutto pronto. Apprezza l'applauso del pubblico. Grazie. Quando i giudici mi daranno l'ok, conosci il regolamento? Quando vuoi. Tempo. Buongiorno, io sono Fabio Stinco, oggi vi presenterò i miei 4 cappuccini, 2 tecnica free pooling e un tulip a 6 elementi con un cuore, il settimo elemento e un cuore finale, e questo è un pavone con la tecnica del lecching. Adesso vado ad eseguire i miei 4 cappuccini. Grazie. I just wanna look good for you, good for you. I just wanna look good for you, good for you. Let me show you how proud I am to be yours. Leave this dress a mess on the floor. Still look good for you, good for you. I'm in my marquee diamonds. I'm a marquee diamond. Could even make that Tiffany jealous. You say I give it to you hard, so bad, make you never wanna leave. I won't. Gonna wear that dress you like, skin tight, do my hair real, real nice, and syncopate my skin to how you're breathing. 'Cause I just wanna look good for you, good for you. I just wanna look good for you, good for you. Let me show you how proud I am to be yours. Leave this dress a mess on the floor. Still look good for you, good for you. Trust me, I can take you there. Trust me, I can take you there. Trust me, trust me, trust me, Hold up, take a minute, love. 'Cause I ain't tryna mess your image up. Like me mess around and triple cup. Stumble around town, pull your zipper up. Pants act like I don't get, but I ain't tryna mess your business up. And I ain't tryna get you in the stuff. But the way you touching on me in the club, rubbing on my miniatures, John Hancock, the signature. Anytime I hit it, know she feeling for it, through. And every time we get up, boys end up on the news. Ain't worried about no pressing, ain't worried about the next chick. They love the way you dressing, ain't got up on you. Jackpot, hit the jackpot. Just mad at bad miss without the shots. You look good, girl, you know you did good, don't you? You look good, girl, I bet it feel good, don't you? baby, let me be good to you, good to you. Let me show you how proud I am to be yours. Leave this dress a mess on the floor. Still look good for you, good for you. Dopo ti invito lì. Ti chiami?
trust me, trust me, trust me. Ma perché so che puoi presentare meglio di me. Se dovessi presentare il caffè potrei farlo, ma presentare una cosa che non è di mia competenza, quindi magari sbaglio la parola. Fabio Stinco. He took away the prophet's dream for a prophet on the street. Now she's stronger than you know. A heart of steel starts Che ha servito i suoi due free pour. He's been told he'll be nothing when he's old. All the kicks and all the blows, he won't ever let it show. 'Cause he's stronger than you know. A heart of steel starts to grow. When you've been fighting for it all your life, you've been struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly. When you've been fighting for Fabio ci fa vedere come si fa a pressare il caffè macinato nel portafiltro, nella coppa portafiltro. Ci ha fatto vedere a rasare con le mani le wings, gli anelli e le alette del portafiltro. Ha flussato il gruppo regatore, ha pulito con lo straccio, ha agganciato il portafiltro al gruppo regatore e adesso si è messo in montatura di latte. Si fatto un po' le risorse. 30 secondi in questo momento. Didn't understand you were waiting as I dove into the waterfall. So say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say. Stop.
Fabio, vieni qua al centro, ti sto aspettando. Sto guardando quello che avevo realizzato. Com'è andata? Poteva andare meglio, diciamo dalle prove sappiamo che è diverso da essere in gara. Vediamo in abbiamo quanto... provato poco tempo, in poco tempo abbiamo realizzato in pochi giorni. Vediamo in quanto questo è il tempo hai risultato. chiuso, ce lo dice subito chiaro. 8,05, quindi vuol dire solo 5 secondi di penalità, 5 punti di penalità lo sai già, glieli hai lasciati appoggiati al bancone e questo magari la prossima volta ci aiuta magari a posizionare forse non so meglio le attrezzature. Ma siamo qua per migliorarci. Bravissimo, bravissimo. Ci vogliamo sedere un attimo vicino magari ai tuoi cappuccini che mi preoccupo di spostare e portare qua al tavolo così che i clienti magari possono vedere quello che tu hai fatto. Grazie, mi stai dando una mano. Fabio, vogliamo parlare un attimo di te nel frattempo che i giudici stanno terminando. Innanzitutto che cosa hai realizzato? Io sono stato un attimo assente, ma... No, ho realizzato un tulip con 7 elementi, 6 interni e uno che rappresenta un cuore all'esterno del sì. tulip e poi un pavone. Un pavone. E Con come hai 4 fatto a elementi. scegliere queste bevande creative? Cioè, che cosa hai pensato per arrivare a realizzare questo pavone anziché il tulip? Come hai costruito il tuo drink, la tua bevanda? È dovuto al poco tempo a disposizione che ho avuto quest'anno e quindi... Ma perché è un pavone? Perché mi è piaciuto Oh, realizzare il Volevo pavone. sentirmelo dire. È un animale, perché ho un figlio che ogni tanto gli piace che realizza un animale in cappuccino, no? Quindi se gli disegni un orsetto, un cagnolino, un pavone, gli fa diciamo piacere. qualche anno fa era il modo per come farlo mangiare la mattina. Bravo. E Hai unito quindi- l'utile al dilettevole. Come ti sei agganciato a questo traino, chiamalo come vuoi, delle gare di latte art piuttosto che come tu so che fai il barista? C'è Ok, un bar, vuoi- faccio Parlaci un barista. attimo di te. Niente, io ho fatto l'istituto alberghiero, quindi sono nato nel mondo, i miei genitori avevano un bar e quindi mi sono addentrato in questo mondo bellissimo, ho fatto esperienza all'estero e dopo con l'evoluzione diciamo, della vita e delle esperienze che si fanno sono diventato padre. Che è una bellissima cosa. Bravo, complimenti. E so che diventare padre ti porta via tanto tempo, perché comunque... No, io sono mamma più che altro. Ok, perché comunque ti porta via tanto tempo. I figli richiedono attenzione come ne richiede il lavoro e quindi magari manca un po' di tempo a volte per allenarci, per poter affrontare quello che è il lavoro di tutti i giorni, essere concentrati, come hai detto tu prima, ho avuto poco tempo per allenarmi. Sì, infatti anch'io quando lavoravo al bar dedicavo la mattina 8 ore della mattina a lavorare in un bar, in un locale, in una caffetteria e poi tutto il pomeriggio e una parte della sera mi allenavo per Io poter... per esempio una cosa mi allenavo di notte, cioè l'unica ora che ho trovato era la notte, perché la mattina alle 8 già dovevo essere attivo. Quindi la mia preparazione è stata in breve tempo, fatta di notte come Certo. già tu ben sai, che non avendo un posto dove andarsi a allenare, A volte si dorme con il foglio degli appunti sul comodino, con la abajur accesa, perché se ti viene un'idea alle 3 di notte la devi scrivere, perché a 3 e 5 non te la ricordi più, non te la puoi ricordare. Volevi fare un disegno, ti alzi, io mi alzavo, vi porto la mia esperienza, mi alzavo di notte alle 3, 3 e mezza, avevo non so qualcosa che nella testa batteva, tipo una campanella, scendevo, garage, macchina per espresso, macchina dosatore già pronti, sempre accesi, e provavo la figura. Un anno nel 2011 cercavo un tulip a 11 elementi nella tazza d'espresso, non mi riusciva, non sapevo dove andare a prenderlo, non ce la potevo fare. Una notte 3 e mezza, come tu dici mi alleno di notte, una notte 3 e mezza mi sono svegliato, ancora proprio in pigiama come si dice, sono sceso in garage, i primi 2 espressi macchiati, 2 tulip a 11, quindi vuol dire che era il momento giusto e da quel momento lì, poi dopo ho dovuto affrontare un po' di allenamento mirato, avevo capito dove sbagliavo, come tu hai detto oggi, ho capito magari dove posizionare al meglio le mie attrezzature e hai superato il gradino, hai superato questo scoglio, diciamo così, per crescere professionalmente. Perché L'anno poi sono scorso quei ho fatto degli blocchi. errori che oggi mi sono corretto. Il prossimo anno ne faremo altre correzioni. E Sicuramente. comunque io volevo dire ancora qualche cosa. E quindi ritornando mi sono aperto questo bar
e da lì sono ritornato di nuovo in caffetteria, l'ho fatto da piccolo, però un giorno ho conosciuto delle persone che mi hanno mostrato un Si po'. può fare anche i nomi, non c'è problema. Si può un salutare. un amico che è Marco Pedomani, se qua lo saluto. Salutiamolo Marco Pedomani, non so se è qua oggi, lavora per una torrefazione no, forse di non c'è Modica, andato via Pozzallo. perché forse aveva impegni, è andato già via. Ah, è stato qua? Sì, è E venuto non mi ha salutato? No, tu stavi parlando, è venuto un attimo. Marco, È meglio per proprio te se non sei in streaming, perché se non mi hai salutato... No, ho avuto una telefonata e ho dovuto andare via, non era... Ok, ciao Marco, noi ti che era salutiamo. venuto di proposito. E niente, da lì l'anno scorso hanno detto guarda c'è Fiorini, c'è Valvo, sono due bravi ragazzi, fanno la gara a Siracusa, vai a vedere. E sono venuto per Fiorini e Giuseppe Valvo l'anno scorso. E ho provato questa emozione, ho conosciuto te, la Bergonzi, ci ho visto intanto un bell'ambiente, mi sono appassionato. E poi da lì sto iniziando a fare il corso Sky, il primo esame l'ho fatto, adesso introdurrò il secondo esame Sky, anche di portare la qualità nel mio bar, nei miei clienti. La conoscenza e soprattutto dare conoscenza ai miei clienti e fare vedere la vera differenza tra uno e l'altro. Ieri sera in conferenza abbiamo spiegato il perché di questo evento, ma non ci siamo limitati solo a parlare di qualità. È facile fino a un certo punto poter realizzare in tazza da cappuccino un cuore, una foglia, un tulipano, ma poi diventa un po' più difficile poter spiegare al cliente non come hai fatto, ma perché l'hai fatto. E quando il cliente ti fa una domanda e ti chiede magari che caffè stai utilizzando, è facile poter dire il marchio, basta girarsi e guardare il marchio di caffè, è facilissimo dire un nome anziché un altro. È più difficile poter spiegare magari a volte invece, per mancanza di conoscenza, il caffè che stiamo realmente utilizzando. Caffè, la regione, la nazione, le percentuali piuttosto che il cultivar, la varietà, come è stato lavorato. Ed è quello che può aiutare il nostro cliente a consumare meglio e se vuoi a consumare di più. Perché se generalizziamo e raccontiamo che il bicchiere di vino è tutto uguale, è poco credibile. No, un bicchiere di vino non è uguale a un altro, ci mancherebbe. Caspita, ci sono gli enologi, gli enotecnici che fanno un gran lavoro di proprio certosino di fino per poter estrarre al meglio quella varietà, quel cultivar di quell'uvaggio anziché un altro, perché sono proprio differenti in natura e lavorano in maniera diversa per dare un sapore in tazza. Ma questo caffè è bruciato, ma magari è bruciato o magari ha un suo profumo che ricorda a te cliente qualcosa, ma io devo saperlo spiegare, devo saperlo non per vendere, ma per consigliare, per essere il consulente del mio cliente, affinché lui si possa fidare di me. Questo è il messaggio che dobbiamo riuscire a portare. I miei clienti si fidano di me. Oggi c'è qualche cliente pure, diciamo, mi è venuto a trovare da Campobello. Bene Fabio, tu allora sei l'ultimo concorrente di questa mattina, riprenderemo con le gare di latte art alle ore 15:30, benissimo, bravissimo Gaetano, grazie per ricordarmi sempre gli orari della tua scaletta. E grazie, io ti ringrazio tantissimo. Grazie a te sempre Andrea.